La scuola di teatro nasce dall'idea di formare in qualche maniera i ragazzi all'attitudine al teatro in maniera un pochettino diversa rispetto al solito, nel senso che ovviamente con i bambini non si lavora su dizione, non si lavora su altri tipi di formazione che sono un po' più legati al discorso dell'attore, però il lavoro che facciamo con Antonella è un po' quello di mettere in scena qualcosa che loro stessi producano, partendo da un'idea che di solito è legata o a un romanzo o a un testo teatrale classico, dal quale poi ci si discosta perché tutto quello che poi viene messo in scena in qualche maniera è una variazione sul tema. Nel caso In questo di Oliver caso di Twist, Oliver Twist siamo partiti dal romanzo di Dickens fondamentalmente per alla fine parlare della diversità in tutte le varie sfaccettature. Questo è il 6° anno consecutivo che lavoriamo con i ragazzi e quest'anno in effetti abbiamo sperimentato un po' di più, un po' tanto. un po' tanto, perché in effetti da una struttura narrativa, narrativa di Oliver Twist siamo veramente andati verso direzioni quasi fantastiche, si può dire. Sì, e poi c'è una cosa importante, il nostro gruppo da 6 anni a questa parte è formato da ragazzi che partono dai 7 ai 15 anni. Quindi è un lavoro anche che viene svolto da ragazzi di età talmente diverse e quindi con anche esigenze completamente differenti e alla fine la cosa fantastica è che comunque questo gruppo è un vero e proprio gruppo di lavoro, si approda al saggio finale, allo spettacolo che si fa infine con un gruppo di ragazzi che hanno fatto un bel viaggio insieme e questa è una delle cose che noi ci ripromettiamo Sì, ogni volta ogni che anno. riprendiamo a lavorare con loro, con gruppi nuovi oppure con nuovi elementi che si aggiungono a un gruppo che ormai è abbastanza Sì. stabile. Una delle caratteristiche infatti dei nostri lavori è la coralità. È raro che nei nostri lavori ci siano dei veri e propri protagonisti, ma i ragazzi sono tutti protagonisti e ogni singolo ragazzo ha lo stesso peso sul palcoscenico. Se manca uno va a cadere tutto.